occultarlo il più Io possibile. è come se non fosse successo niente. Allora, siccome c'è stato questo Carrubba che ha fatto questo libro, che è una tesi di laurea praticamente, però arricchita dai documenti eccetera. E poi 2 pubblicazioni, diciamo, dell'indipendentismo moderno. Ho approfittato. Posso parlare un attimino? Grazie. Bellissimo. Sì, quindi noi siamo Grazie. grati, io volevo dire questo, non per fini strumentali, assolutamente, perché... No, assolutamente. Ma siamo veramente grati, ci siamo emozionati, proprio per il fatto in sé, per il fatto culturale, artistico, perché in una Sicilia dove si cancella la storia del passato, dove non si ha il coraggio di essere siciliani, eccetera, questa è stata un'irruzione, un'irruzione culturale che ti mancava. Per me è stato un piacere, perché quando mi hanno detto di parlare della Sicilia, me l'hanno commissionato, hanno detto fai qualcosa sulla Sicilia, io ho detto cosa parliamo? Cannoli, Santa Rosalia, queste cose. No, ho trovato uno dei vari testi che poi si trova, la storia dell'Evis, perché questi io non sono riuscito a trovarli questi. Queste sono novità, sono pubblicazioni, insomma. Ah, ho capito. Ah, perfetto. Posso tenerlo questo? Oh, la ringrazio. Bene. Così è più praticabile. Sono contentissimo di questo omaggio. Questa è una mostra di pittura che c'è l'anno stata dedicata a scorso Caneva, c'è stato, è praticamente una loro hanno scenografia. organizzato, Bene. sì, hanno organizzato. Si potrebbe utilizzare per fare delle scene Bene. di uno spettacolo. Sono Diciamo il fatto contento. che l'arte e voi sotto l'aspetto culturale state parlando di episodi del tutto sconosciuti al popolo siciliano, perché la storiografia ufficiale ha completamente occultato questa storia, è un fatto molto importante perché la rinascita della Sicilia noi siamo convinti che prima ancora che politica deve essere dal punto di vista proprio culturale e artistico. Diciamo i quadri di Miano, che è un siculo argentino, e diciamo la vostra rappresentazione odierna come teatro libero è una cosa che ci rende felici e speranzosi in un futuro migliore per la Sicilia e per il popolo siciliano. Assolutamente. Io Miano lo presento per piacere, Polizio Trillo, piacere, grazie di essere venuto. Abbiamo dato i romanzini. No, noi siamo contenti di aver portato questa storia, prima di tutto per farla conoscere. Poi indipendentemente dai credi politici, da tutta questa serie di cose, la cosa importante per... no, assolutamente sì. Prescindere dall'ideologia. Per noi è importante portare sia da Torino non so, a Ragusa questa storia in giro, farla conoscere, perché ovviamente quello che mi ha colpito è proprio il modo in cui hanno occultato tutto questo, dai servizi segreti a tutto. Chi ha paura della verità. Come sei arrivato al testo di Michele Pappa? Per caso. Che non è Questo che stavo dicendo che prende, che io hanno l'ho detto conosciuto personalmente, No, non è preciso Michele Papa, però il messaggio culturale che ha lanciato lui e il messaggio che avete lanciato voi, insomma, sono validi in sé, sono contento di acquistano questo, una forza camminando, ecco. perché io sono ho la mia età, però effettivamente non ho vissuto non ho conosciuto neanche queste persone, insomma, quindi per me è difficilissimo, ho cercato di arrivarci per sentito dire, per letture e via dicendo, quindi l'ho immaginato, effettivamente non è che è facile immaginare una cosa del genere. Ma l'hai visto in una libreria? Sei andato a consultare? Questo stavo dicendo che praticamente mi hanno chiesto una cosa sulla Sicilia, e io ho detto come al solito che facciamo, Cannoli, Sole, Sicilia, vabbè, ho trovato per caso in libreria questo unico libro, ho cercato altri Quale libri. libreria A Catania la Feltrinelli. Ah, bene. Ci sono più preciso, per esempio quello una strage mancata, quello di Rivoluzione mancata, il Barbagallo, una rivoluzione Però la mia ignoranza è grande e non sono riuscito a trovare che quello. Poi ho cercato cose su internet, via dicendo, mi sono documentato, ma... cioè inquadrato bene politicamente, cioè storia politica, storia politica, inquadrato bene, meglio di quando non abbia fatto lo stesso Michele Papa, che si è lasciato andare perché era un poeta, era un uomo d'affari, ma si vede che è un poeta. Sì, a noi poi effettivamente non ci sono i testi cioè, è un racconto storico di tipo di diario, per esempio un racconto, e l'autore dei testi, che è l'attore, che è stato anche autore dei testi, ha letto e ha tramutato in testo tutto quello che ha letto effettivamente. Teatrale. Praticamente, l'abbiamo fatta Massimiliano Buini. Sì, lo giudice, per esempio, il giudice era uno studente ginnasiale, era più giovane. si chiamava comunque Giuseppe. Abbiamo sbagliato? No, vabbè, non cambia niente, l'importante è il messaggio Cambiamo il culturale. messaggio e Il messaggio culturale.
Quel disgraziato, dov'è? Questo è l'autore del testo. poi Prenditi la tua... E poi i tre erano rimasti nel cassone, cioè Canepa è arrivato dissanguato vivo ed è morto dissanguato. Non è in ospedale, è rimasto dentro il furgone. Pensa che l'abbiano lasciato morire. Sì, esattamente. C'è un ascolto storico che però era difficile raccontare quello in scena, quindi siamo limitati a dire no, l'umbro. Notavo un accento sicuro, Era molto più difficile fare l'accento catanese che fare quello palermitano. Cassogno un po' mascare, perché Cassogno un po' mascare. Ah, io sono mezzo palermitano, di mamma palermitana. Lui è perugino, sono due ragazze pugliesi, sono solo un ragazzo di Palermo, il ragazzo biondo col ciuffo. L'altro che era, sì. E siamo un po' messi, giriamo un po'. Ma noi siamo per una cultura internazionale. Bene. Anche perché il popolo siciliano, per antonomasia, la cultura del popolo siciliano è Multietnico, c'è un'identità al popolo siciliano che è forte, un'identità forte, però è multietnica, multireligiosa, multiculturale. È un'unità nel pluralismo, ecco. È un'unità nella diversità. Bene. Sono contento. Va bene, che abbiamo fatto un buon lavoro, spero insomma di... La ringrazio. Interpretazione. Grazie di tutto. Grazie. Alla prossima allora.